Buonasera a tutti i grandi crolli immobiliari che siete collegati qui, Immobile Dream ovviamente, grandi guagliù, stasera sono poco casato, non so perché, e pure non mi ho fatto nessuna droga, nessuna cosa, manca una casato cola per dirvi, e no, è perché pare Milan che non facciamo una diretta, ma tutto budello è da lunedì scorso, magari è bello buon balbetto, io non so perché, sta scendendo un po' che balbuzie così, sul poco scemo, in sto periodo, mi sto invecchiando, oltre a ci mi ho fatto la balbuzia, ma pure il coscio, ma non so perché mi viene a ridere, perché non lo so, a una a 30 anni come ci fanno a fare male il coscio, ma a livello proprio mi fanno male, cioè non, vabbè, comunque, fra poco mi venite fuori a Cock Bar a chiacchierare di reumatismi, di vecchie fuori bar a giocare 3-7 perché sicuramente quella è la mia fine. Allora, aiuto, passo subito a salutare le solite case cadute che ogni settimana ovviamente si vogliono far salutare. Parto subito con lui, Michele Centanni, che mi ha specificato che fa prima, lo salutavo prima e quindi lo saluto per primo. Gennaro Vicinanza, Luigi Cavallo, Mariano non fa ridere Cavallo, vabbè, ma Mariano Tramontano, Vittorio Nociglio, Luca Laringe, Carlo Viesti, Antonio Pellegrino e il padre Luigi Pellegrino, ma ha specificato il suo parte, e la mamma che chiamano Nunzia Sartulella, perché fa la sarta, così mi ha detto. Vabbè. Poi ci sta Francesco Masucci, Salvatore Langella, Angelo Mazzella, mi ha fatto una rima, Federica Capone, Francesco De Clemente, Andrea Catalano, Max Miranda, Gaetano Morales, poi Rosalio Calise, Saulo Macchilica di Casa Caruto, di Vincenzo Esposito e Salvatore Guadagnuolo o Guadagnolo, non lo so come si dice, e poi c'è più Piero Tamburrino, Manu Mutu e mo stiamo a fumare mi chiede Manu Muto e Marco Naso, come si chiamano così, poi non è uno scherzo, e poi niente, volevo invitare a mettere mi piace sulla pagina Sangue Azzurro di Kevin, non voglio si chiama Kevin, che ci tiene particolarmente. Vabbè, detto questo, poi scassavo il computer, ho buttato come cazzo si chiama, il quaderno e passiamo subito a vedere chi ci sta collegato questa sera. Voglio scusate se mi sono scusato per dice perché se ho questa voce un po' alla Amanda Lear che ci manca sa se è un trans o no, vabbè, comunque volevo dire se ho questa voce un po' a trans è perché sono stato male in questi giorni, ho avuto la febbre, no, non ho avuto la febbre, però mi facevo male la gola, mi fa male ancora mo, però mi sta passando, quindi tengo proprio questa voce che è un po' trans, quindi non ci fate caso, non è che sono un trans, è la mia voce. Allora, andiamo a vedere chi ci sta collegato, appunto, eccolo qua, ma breve poco, eccolo qua. Allora, poi grande Forza Azzurri come sempre, buonasera Frank, voglio bene, è sempre uno dei primi commenti Frank, che patana, Forza Azzurri è sempre uno dei primi commenti, poi c'è sta su nome che non si può proprio, non posso manco salutare, Godzilla, Cerrocchio, io ci sono, Serpiangelo Mazzilla, Graziano Chianese, questa sera ci sono anche io, cacchio 55, voglio 55 live abbiamo fatto dall'anno scorso fino ad oggi, un grande risultato questo, ti stai facendo rosso, ero rimasto alla 30 e passa, sei grande, così rimasto parete, grande Graziano, allora, allora poi chi c'è sta? Gianni Omega che saluto, Robby De Biasi, la felpa a bucchinazzo proprio, no, questa è una felpa che a metterci raramente per uscire, ma metti chiudi da casa, però sai quando esce, a parte che è dovuttone, quindi chi per mettere sta felpa, poi mo fai parlare, quindi sta felpa ci vedo sfascimbru male con, scusate le mie parolacce, ma a volte rafforzano proprio il discorso, e praticamente perché essendo di cotone e mo c'ho io volevo fare ogni tanto voglio bucchinare perché voglio fu fresco no a già scendere con giubbini pelle con la felpa proprio come se stesse ma a Tenerife cioè a me questo cazzo di freddo che ha fatto praticamente mi ha preso alla gola e mi è venuto male il culo vabbè detto questo invece chi ci sta più vado a vedere Robby De Biasi, no, ma proprio un po' perché, ecco qua. Vittorio Nociglio, buonasera a tutti, ma soprattutto a colui che rende tutto più bello, ma anche dopo una brutta partita del Napoli, buonasera Cero. Onorato di rendere tutto più bello, ma non saccio cosa. Vabbè, così dopo una brutta partita del Napoli, oggi non ci pensiamo proprio Napoli, perché è un argomento proprio tabù, che era veramente a pezzi, una partita proprio
che non ne devono perdere. Vabbè, comunque ci sta anche Lorenzo Migliaccio che saluto particolarmente perché sa che sta in Svezia e quindi non è una palla, veramente sta in Svezia, lo so, e lo saluto. Luigi Bosso, grandissimo, che non so, c'è sta la Francia, si sta staccando, non l'ha già ancora capito. Robby De Biase, finalmente posso seguire la diretta in diretta. Buonasera Casa Caruto, grande Robby De Biase, che evidentemente se la vedeva in differita, quindi ora questa sera ci sta qua in diretta, olè. Forza Azzurri dice, scusa, saluto Miriam, buonasera alla stanza, e Forza Azzurri dice, c'ero quando ci vogliamo a fare un giro all'MD, tenga la macchina e te venga a pigliare, mi fatto una rima, vabbè, ma io non c'è, lo sai, io ce l'ho fuori casa, l'ho dichiarato più volte questa cosa, ce l'ho proprio a pochi passi, quindi anche senza macchina c'ho questo vantaggio rispetto a voi, non lo so se state casi vicino all'MD, comunque ce l'ho qua ce l'ho qua vicino e mi piace la macchina, ci abbiamo visitato qualche altro MD che sai, qui nell'Interland, no? Ci abbiamo visitato qualche MD di Napoli, perché effettivamente poi non li conosco tutti. Mi capita di passare fuori a un MD di quarto che veramente mi fa un freddo in culo, che è grandissimo, è immenso, poi c'è buchino l'offerta là fuori, proprio rosso, no? Tipo che sai, carciofola a 3 euro, e ten su carciofola, c'è la grafica di questa carciofola grande là fuori, quindi è abbastanza simpatico. Comunque andiamo avanti. Alessio Enigma grande, Alessio lo saluto, c'è un risaluto ma non posso seguire la diretta, sì, una casa caruta Alessio, vabbè, non fa niente. Mister Fulmin Man, grandissimo, che se non mi sbaglio è Salvatore Bellini, non volessi sbagliare con memoria, che te bello, bello il video della Tug Life, sì, infatti un video della Tug Life è piaciuto pure a me, cioè, non diceva, a te, cazzo, l'hai fatto tu. No, di solito a me pure i bottom, i video non è che non mi piace, i video mi piacciono, però questo particolarmente perché lo tenevo proprio in capo, infatti fa sta live con la carta del kebab, no? Che dopo 10, no, dopo 9 kebab il 10° è in omaggio. Allora là da voto mi capita seriamente sta cosa, no? Veramente mi capito che io stavo là a due kebabare, stavo con mia moglie, a due kebabare che stavo a via Piazza del Gesù, cioè Spiss, e perché mi piace, bello che veramente, no? E comunque vado là e chi lo sai, io tenevo l'omaggio e io ti faccio due kebab e chi lo fa sono 7 euro e io boh, c'ho lunga la carta proprio a guapparino e poi c'ho un 3,50 euro, comunque sono un buchinare, quindi ho voluto un po' ripetere questa scena in un video, l'ho fatto che ovviamente era su un kebab perché era più bello, vabbè. Comunque buonasera Cerrone, Giuseppe Mastro Giacomo, poi ci sta Ranieri Campello, che cazzo è il nome? Ranieri Campello, si chiama, non ci capisco quale un nome, non lo so. Forza Azzurri, c'ero io, sarò così freddi a Nur, no, là ci sta a Nur, ho visto manco tu che era coperto, cioè non è che era coperto, non lo inquadravano, pure perché ci volevano 8 telecamere, secondo me, per inquadrare il pisello di Rocco Siffredi. Chi lo figlia bucchino che c'è e che c'è sì, perché veramente sta subito, non se l'ha fatta ricevere le volte, spugliando subito. Vabbè, comunque, vabbè, secondo me è anche un po' preparata la cosa, perché ovviamente Rocco Siffredi si spoglia come sciafore, ovviamente si fa audience, e vabbè. Comunque, andiamo avanti, chi ci sta? Mario Tramontano, l'ho salutato, Enzo P. Ciao Cerrone, ti seguo da poco e sì che cazzo, grazie Enzo P. Luca Crocetta, scusa un attimo, Luca Crocetta, no, taggio pezzo, vabbè. No, un attimo, ma nei commenti stanno arrivando, cerco di controllarli un attimo, vagarete. Daniele Mette, c'ero dopo 2 live di stop, motivo calcistico, addirittura sono di nuovo qui. Vabbè sì, ovviamente qui ci stanno i partiti di lunedì, però è il mio giorno preferito per fare una live, è il mio giorno che io ci mangio a fare live, però non esiste, oramai mi sono abituato e quindi vabbè, comunque motivi calcistici ovviamente ci possono stare. Salvo Sibilo, un abbraccio al mio amico Mauro Lepore, grande Mauro, che lo abbraccio pure io, voglio bene e lo saluto. Che sa se vedrà live, però lui se la vede in differita. Allora, Robby De Biase, Fabri, saluta me e il mio ragazzo Ciro Sabatasso. Stiamo aspettando solo il raduno. Voglio un bel loro, ma da credere a commesso su sfascini di buona, che all'anime di destra, su 2 mesi che sta solo grigio in cielo. Vabbè, comunque verso maggio-giugno già la GT lo voglio fare perché sono giornate belle, solari, ci divertiamo, ci vorremmo, mi savi, e ci beviamo una grande casata cola offerta da voi. Okay? Poi chi ci sta? Marco Parmentola, ciao Fabrizio, grande Marco. Andrea Attanasio, buonasera Fabrizio, saluta le 2 case cadute dei miei fratelli Fabio e Paolo. Ciao Fabio, ciao Paolo.
Fabio e Paolo Cannavali, frate tu, vabbè, comunque, Napoli no comment, sì, infatti non ho comment. Ciao Fabri Marzio, ciao Marzio, bellissimo, Marzio si chiama, cioè, sai, le cose fare li cantando Napoli, vabbè, Andrea Catalano, felpa per fare la spesa al volo a 2 MD, sì, che so vedere, perché il voto vado all'MD con questa spesa, sì, con questa felpa, sì, però non fa malamente, perché usata sempre pesante, perché su di me è ingannevole, allora, non sto chiedendo un attimo a rete perché, vabbè, a posto, no, nei limiti di chiesa, visto la jet tua. Uè, carissimo, grande malore, poi ti ho salutato. Alessio Enigma, per 20 minuti posso stare in live, se non si dice per 20 minuti lo prendessi in culo, se dice no, ancora questa frase. Posso stare in live, che ti sei mangiato? Ho mangiato i wafer dell'LD, spesso MD, no, LD, no, chi lo vede si chiamano LD, non è sbagliato a scrivere perché i wafer dell'MD si chiamano LD, sembra un gioco di parole, ma è così. Come hai mangiato? Voglio, allora, vabbè, io come al solito mangio i fretta e furia, non sta niente da fare, non mi riesco a sintonizzare, diciamo, a organizzare pure a mangiare presto e a fare la live con calma, no? Mangi sempre un culo e quindi come hai mangiato? Mi ricordo. Cioè, mia moglie ha fatto tipo il puppet con i peperoni, cioè no, i peperoni, il puppetto a forno sicuramente, i peperoni non mi ricordo a forno, che patata, mi ricordo comunque quazza così, però non ce l'ho fatta perché praticamente mia moglie ha cominciato di nuovo a fastidio, praticamente finisce rimane, cioè sarà pronto domani questo piatto e quindi ovviamente non volendo morire in live mentre seguo e mi mangio il computer, ci fammi scarfare una pasta aerea e quindi mi ha scarfato la pasta aerea che devo dire, la pasta scarfata è sempre un top, no? Perché questo si sa, i maccheroni scarfati il giorno prima, soprattutto quelli della domenica, sono sempre stato il top, però stavolta non erano maccheroni con la salsa, era un piatto che ieri facette mia mamma o mia mamma, ricordo, vabbè, c'è la pasta che non mi ricordo come si chiama, c'è cosa raugiata, c'è vierma, ma non so cosa siano, una pasta strana, con carciofi e pancetta, voglio, ma un po' brutto. Cioè, ieri non era proprio il massimo, cioè, io faccio poco troppo, non era proprio il top, cioè, non era- però oggi scarfato, allora se sarà prosciugato i due, no? Perché tu ovviamente quando scarfa un piatto, lui si prosciuga, erano un po' azzeccatelle, un po' bruciacchiate, a gicciata, io mi sono proprio arrabbiato, voglio, questa è una cosa mia, poi magari a voi fa schifo, però a me sono piaciuti. A poi a me a gicciata ma che si voleva dire perché a me poi giusto i carciofi sono un top prodotto, cioè io sono impazzito per il carciofo, cioè non è un doppio sé, veramente a me piace, mi piace troppo a sé il carciofo, è una cosa. Allora, mi sono sempre piaciute le carciofe, però ultimamente in questi anni oggi scoperto su sapore la carciofo, ma è una cosa, voglio, io non lo so, cioè tipo, ma vado mai mangiato il carciofo, come si chiama? Ondulato e fritto, non mi ricordo con il carciofo di top of the top, si passa innanzi alla carciofo, questa è una cosa mia culinaria, spero che la mangiate, immagino fatto un fam. Allora, forza azzurri, c'è Rossano, compagno mie, rossi, cazzo di commenti, che ancora mai ci impara lì, ma come si può fare? Ah, sarà un bagno mio che tra un po' ti seguirà anche di questa frase, Peppe, faticati sino a wall la pesa, scusami ma l'ha detto Forza Azzurri, non avrei mai osato. Vittorio Nociglia, c'è Roma, hai visto che all'MD metti in offerta pure il TV, sì, questo l'ho visto in comandina a casa, a proposito, ci sono la televisione, Toshiba, una così, e sì, sarà più facile loro, sicuramente un piglio manco un canale, vabbè, sicuramente questo sta diventando un grande supermercato, ma tra l'altro, non so se l'ho mai detto questa cosa, magari tengo l'Alzheimer, l'avrò detto già pure ci faccio, tiene proprio l'Alzheimer, può essere, ma l'MD ha messo anche i viaggi, poi io ve lo giuro, non sto pazzendo, ha messo proprio i viaggi, perché appena si trasa da dove sto io, ci stanno proprio certi cose, Rimini, Ibiza, cioè si sta avendo malamente pure i viaggi, addirittura l'MD proprio a casa Caruso vuole fare concorrenza a tutti, vuole scamazzare proprio tutta la concorrenza, pure l'agenzia di viaggio, tutto qua. Vabbè, comunque, non si mai fanno viaggi con l'MD, perché poi, vabbè, magari si appoggia a qualche tour operator, però poi un viaggio un po' scadendo, perché vabbè, vedi in aereo, tu a coccare banane, non so, queste cose così. Vabbè, detto questo, Martazzo si chiama all'inizio, perché non fai la trasmissione Il boss del caso Caruto? Ma che se già me l'ha detto una volta, mi ha fatto ridere, ed è una bella idea. Mi saluti Cerro, Vittorio Nocella, Vincenzo Nocella, Naget Allora,
Peppe Waller appese, già l'ha già salutato. Luca Crocetta, buonasera Cielo, puoi fare gli auguri al mio caro amico Rosario Palumbo detto Merdone? Magari stasera, vabbè, grazie Fra, comunque l'ha già salutato. Merdone, veramente un soprannome un poco meglio ci ho potuto trovare su Merdone, poi chissà perché, questo sapere, a me piace sempre sapere perché uno viene chiamato in un determinato modo. Allora, Daniele Mette, vai tranquillo, ma la G-Star Up non mi posso mai perdere, ti ringrazio perché poi veramente voglio, i live stanno anche registrati sul canale, ma giustamente quando ci dico a Cocruciato, ma io mi voglio i live perché mi piace, giustamente c'è la possibilità di commentare che è più bello, però pure indifferito, comunque si pierde parecchio, quindi magari comunque agiti che esce a posto. Allora, Piervito Nuzzo, buonasera, lo saluto. Salvatore Cirillo, scusa un attimo, Salvatore, ti vado a beccare. Fabio, puoi salutare e poi la pezzo. Fabio, puoi salutare quella casa del mio amico Luca. Ciao Luca, sei una casa Caruto. Lorenzo Vigliaccio, stasera c'erano rinunciato a un bellissimo esemplare di topa svedese. No, allora frate, allora questo qua non andiamo d'accordo di più. Allora, finché tu rinunci a avere solari famosa, giustamente c'è stato un rock che caccia cosa fuori, allora ti voglio capire, a meno che tu non sia come Alfonso Signorini, allora io ti posso anche capire, però se c'è sta una femmina svedese, poi tra l'altro caduta a Svezia, ovviamente lo ricordo agli amici, oppure vedere la live e una faccia cazzo come me, ma te lo dico stesso io, ma vatta a mangiare svedese, ma senza proprio dubbio, cioè senza proprio già pensare proprio, perché sennò veramente poi posso pensare che tu sei come Alfonso Signorini, poi no, nulla da dire, però vabbè. Comunque sta scritto se capito stranieri Campello sta fumato no quando Salvatore Romano, grande Salvatore Romano, dice buonasera Cerro, mi sto vedendo la live collegata a quella cassa Bluetooth che ti feci vedere a Piazza Gesù, ma tu mi credi Salvatore o tu dici no, ma io ti dico non so perché, no perché tu mi stai iscrivendo in coppa a Facebook e non so perché, Natale, cioè perché mi hai iscritto, no, mi è venuto in mente sul fatto che tu avevi quelle casse, oggi collegato sul fatto che tu ieri mi iscrissi e pensavi che tu hai salvato la mano e mi ricordo l'ultima volta che ci siamo visti mi facessi vedere queste casse manca a fare l'apposto tu mi hai iscritto sul fatto dei casse ma poi tengo si premonizione no? Sceme però tengo premonizioni sceme tengo solo lì però vabbè può andare un numero vabbè il gioco proprio però pure se gli passa una bulletta ogni tanto non andare mai un risultato però tengo queste premonizioni con paccetti particolari vabbè Giuseppe Mastro Giacomo c'ero sinceramente io per 20 milioni di euro mi facessi schiatto fegato ma non solo tu perché poi pensa che a tutto quanto ci facessimo schiattare inutile che il no che schifo che pensa qua tutti quanti allora Forza Azzurri perché dice ad Alfonso ci piace un fravaglione non ho capito questa qua Alfonso Signorino Alfonso ci dice messo Alfonso Signorino ovviamente Ranieri Campello Ranieri tu mi hai spiegato su quale si chiama Campello no fammi capire perché Campello veramente è un nome particolare posso fare Ranieri di cognome non lo so fammi capire perché è particolare io vivo alla capitale vieni a fare uno scherzo qua a Roma lo faccio a Napoli sparando pure il treno no voglio dire comunque mai dire mai io capace che vengo Anonim 88 disoccupato straniero spende 20 euro al gratta e vinci e porta a casa 5 milioni poi sviene si è seduto al tavolo come se stesse male e ha chiesto da bere a quel punto è scattata la festa faccio che me da fottere a me sta cosa che ci tu però vabbè comunque è una notizia che tu hai dato vabbè allora Lorenzo Migliaccio 7 no vabbè Cero io me lo posso scegliere se voglio posso uscire ogni sera con una nuova e beh attivo frate Lorenzo Migliaccio che sta in Svezia e ci sta facendo schiatta ancora ovviamente però in compenso ci sta c'è il pelo no? che tiene caldo Lorenzo Migliaccio che te prima trovo più organizziamo un grande pullman per la Svezia Fausto Lama bello su nome c'è una grande casa Caruto grande PS viva la Choconat come si dice e questo è anche un interrogativo da aprire perché Choconut o Choconat ma non lo so non si è mai capito dobbiamo chiedere agli inventori di questa
di questa di stupezzotto, no? Ovviamente stavo dicendo Nutella. Vabbè, vado un po' indietro a beccare coccato. Ah, ecco qua. Robby De Biasi, Fabio Maggio, vieni al Comic-Con, sei piena di domande stasera, sì. Penso proprio sì, Robby, ti ricavi, con tutto che stanno dicendo che i biglietti si stanno mangiando, ma io penso che comunque lo stanno facendo perché hanno a vendere i biglietti, quindi io penso che comunque venga, sì, quasi sicuramente, perché a meno che non muoiono, no? Fa una tripa, non vorrei morire, comunque sì, vengo perché mi fa piacere. Luca Crocetta, no, che si chiama il Merdone, abbiamo già fatto il Merdone, Waller appesi pure la Gillette, Andrea Catalano, poratina bottiglia d'acqua perché sennò qua la gola diventa di fuoco, no? Infatti avevo un po' timore, no? Che stasera con male gola e che io parlo poi giustamente nella live proprio alla Roberto Baffo, ricordate che faceva le televendite del pendolo, no? No, però secondo me mi aiuta pure perché mi aiuta perché su 4 tengo sta voce e uno può stare zitto di ore lui e poi mi aiuta cazzo terzo parlo mi fa male che fa. Salvo Sibillo, ovviamente un abbraccio anche a te, nostro portiere di Palazzi Cadute, di Palazzi Caduti. Allora, sì, immaginare io che cosa con a fare il portiere di questo palazzo crollato. No, mi è capitato un messaggio Lorenzo Migliaccio stasera ho rinunciato a una figa svedese, ma mi sta dispiacendo per te sto fatto, ma svedese sono buone, lo dico qui, lo dico perché veramente sono buone. Allora, Andrea Catalano, ce lo ti puzza all'ombelico, non c'è questa cosa, mi è sfuggito questo commento. Ti puzza all'ombelico è una domanda, giusto? PS, se non lo sai, mettiti il dito e odora e poi ci fai sapere, ma veramente fai schifo perché mo abbiamo magnato, fare una cosa simile è un po' come si dice, fa schifo in pratica, ecco. Allora, Daniele Talamo, mi saluti, ciao Daniele. Sì, vabbè, Daniele Mette dice mancano culo peloso che spesso ci sta, spesso e volentieri sta in queste live, è sempre simpatico leggerlo, sto nome culo peloso all'improvviso. E poi c'è stato più Roberto Carlino e Medi Discount. Sono preoccupato, è vero, sono questi 3 account molto simpatici che spesso e volentieri partecipano alle live. E stasera mancano tutte e tre. È un po', sì, è un po', mi spendono, proprio mi hai spento perché mi fanno stare, non me ne ero accorto, di dire la verità, però ora ci penso, si sente questa mancanza. Sì, sì. Allora, Salvatore Romano, Fabio, hai visto un po' cappetto di pollo, Jacopo culo, sì. Pietro Pool, la Dion, mai chiamato, tutto eccitato, tutto così. Ma tu non hai capito come è successo, che non è successo, Pietro Pool, no? Conoscite, penso che conoscete, non è che vi spiego chi è. E comunque era successo, per me ne aiuta al tabaccari, che è proprio fisso, è un cliente fisso del tabaccario, perché a carte sigarette poi si gioca i numeri, oppure si gioca i carte e vinci, un grande giocatore di TV. Si accatta un pacchetto di sigarette e si gioca 3 numeri. Piglia questi 3 numeri al 10 e all'8 e piglia 250 euro. Si chiama in sacca, però a un certo punto vuole giocare di nuovo perché si sentiva fortunato e si gioca di 3 numeri. Però all'improvviso entrano i Mariuola con un casco perché pistola e ci fanno una rapina a baccare. Mentre ci fanno una rapina a baccare, lui pensava, ma lo spramma Marone, carissimo, si pure i soldi miglia, caggi in giù, che ci facciamo tanto bene, si prende pure i soldi in da sacco, pensava lui. Fortunatamente non si prendono niente, e comunque però io sono rimasto proprio scioccato, cioè è stato un mix di emozioni, no? Questo, che prima hanno di riuscire 50 euro, poi hanno fatto la rapina, poi la paura, cioè la paura nella paura, perché la paura della rapina, perché visto che pistola umana, ecco, no, la paura che si fottevano pure i soldi che era vinciuto, tutto questo vortice di emozioni che Pietro Pulla ha vissuto l'altro giorno mi ha fatto ridere, me l'ha spiegato, poi la cheat prima vabbè. Comunque Robby De Biase, ti saluto, perché oggi Pietro Pulla ha fatto un fatto che non vorrei dire qua perché ci metto proprio, si può pure ridere, però vabbè, meglio di no, una cosa di cacca, quindi è meglio non dirlo, vabbè. Robby De Biasi, saluto mio fratello Luigi e vuole sapere quando farai un piccolo raduno assieme a Diego, Raffaele, eccetera. Non lo so, non lo so, spero presto, spero che un giorno lo organizziamo, una cosa insieme con Raffaele, con Diego, l'Ermafakistan quando lo fecero loro a Piazza Plebiscito, però lo facettero come si chiama, dell'anniversario mio di nozze, di matrimonio con mia moglie, quindi non potevo andare proprio il 7 di settembre, quindi non ci potetti perché cioè, ovviamente doveva stare con mia moglie. Ah, boh, Fausto Lama, Roberto Gallino è come un frate, sì, è anche un padre, guardi, è come un padre, almeno per me, ma anche per voi penso vi siete affezionati. Godzilla, Fabri, visto Napoli, no, non parliamo di Napoli perché veramente è meglio non parlare. Allora,
immagino tu succata ieri sera anche lui dice questa Enzo P. Gianni Omega, comunque stasera tieni proprio una voce molto sexy, fai attenzione a signorini, no? Infatti immagino è stata buona, mi sono inchiumato sul coppo di mano, ma signori non sta qui intorno, ho belle buone signorini all'improvviso, no. Allora, Vittorio Nociglio dice, io se dici Choconut, no Choconat, sì, questo è vero, ma sono mica, stai stu cazzo di inglese, no? Che purtroppo ci ha invaso e noi siamo abituati a tutti questi cazzi di parole che le leggiamo in inglese oramai perché siamo abituati e quindi pure a me automaticamente Choconat, ma lui faccio un asciutto, ha messo Choconat ma dire poi Choconut perché ho pozzotto una Nutella quindi Nut quindi io pozzotto vabbè comunque che si dice? C'ero di Salonelli questo fatto vabbè Vincenzo Nocella MD a Rostoghi venne pure i preservativi mazza questo no guarda, forse anche sì forse pure mio che venne preservativi ti dico la verità non sono sicuro però mi sembra di aver visto qualche pezzuttata ma poi mica tasmai perché che mo c'ho la cattiva preservativi l'MD a roba mi in Cina, voglio dire, cioè, a roba che all'MD c'è i fratelli a me, e mo mi ha dei soldi, mi vai da due soldi, come cresce la figlia, perché io non mi fiderei di quelli dell'MD, per la verità. Andrea Catalano, ti immagini a Carlino che si mette in macchina con le casse da fuori, che fa, è arrivato Carlino l'arrotino, qui si proprio a merda in capo, peggio me, io mi piace a fare, perché mi scrivi certe cose che manco io me le riesco a immaginare, la mia una merda che tengo capito, a un attimo, perché non è vabbè, la stessa cosa, però comunque non immaginerei mai una scena di Carlino che viene qua è arrivato Carlino l'arrotino, cioè mi immagino perché poi è un tipo giacca e cravatta, come da capire, non me lo immagino così, diciamo, lo studiano poco a zingare, ecco. Non che siano zingari quelli che vendono che fanno la rotina, però sono un po' più un po' più diciamo, originali, no? Antonio 2893, mi saluti, ciao Antonio 2893. Perché 2893? A me sempre curiosità di questi nomi che Forza Azzurri, ce l'ho stanotte ma ci sono da Marcuzzi e Zizzacchione, che te non anime sono, sì, una bella sizza da Marcuzzi, questo siamo d'accordo un po' tutti, anche le donne, perché veramente da Marcuzzi è una bella sizza. E su questo non ci piove. Edu e Frank Gaming Channel. Fabri, salutami, sono Edoardo D'Angio. Edoardo, veramente che sì, un principe di Napoli, quei principi Edoardo D'Angio, o si Edu D'Angio che la conosci, che tengo prima a Facebook, o non lo so. Marianna N, nut in inglese significa noce e si legge nut. Eh sì, però sai che sì, potrebbe essere, però se non c'è un dubbio veramente ammaletico, perché mo lo so. Ciò con ut potesse, sì, quando che cazzo io, quando lo parlo, poi a più teste si ragiona, che mo i convinto che era Choconut, che era l'abbreviazione di Nutella, Choco, cioccolata e Nut, Nutella, però tu mi stai dicendo su fatto, mo, nut in inglese significa noce, com'è, si legge nut, e potrebbe essere anche cioccolata di noci, tra virgolette, no, di noci, ma nel senso che nucello, no, è noce che di là. Ma guarda, a vedere questa cosa, ma mi hai fatto incuriosire, ma la già vedere un po' questa Choconut, insomma, c'era già Choconut, Wikipedia, non credo che sta in coppa Wikipedia, però me la già vedere. Intanto, parlando in uccello, Vincenzo Nocella, che qui dice per l'inglese, chiama a Renzi, sì, grande Renzi che veramente potesse fare i corsi di recupero inglese con il suo grande savoir-faire. Allora, Forza Azzurri Roma, Frank Arusta, con le sue grandissime poesie, ma non è Frank, lo è Pietro, ma Forza Azzurri, meraviglie teca, e chiamato Frank, quello è Pietro, questa confusione, coppa su fatti Frank e cocaina, veramente non so più come uscirne a capo, perché io mo magari ve lo spiego qua, però magari voi, vabbè, voi dite, perché ogni tanto, ma io Frank non è Pietro, è Pietro, però si chiama Francesco anche lui, quindi si confonde con Frank, ma Frank non è Frank è il suo compagno con il quale ha cominciato a fare i video, Francesco si chiama questo, e quindi è Frank. Vabbè, non avete capito un quarto, già lo so, però vabbè, io ci ho provato, casomai vi rivedete la live e vedete che la cagite perché il discorso ci stava. Allora, shish, ne è partito Renzi, c'ero e forza su hai visto che su l'altro ieri ha fatto un paio di scosse, anche se lievi le ho sentite. Tu ne sai
te ne sei accorto? No, assolutamente non lo so, ma manca sentito nei telegiornali, si facciano i siti che dicono che sono, la c'è da questo non so se stai parlando. Comunque, bah. Comunque, vabbè, comunque sono cose diciamo, abbastanza, cioè noi stiamo in una zona sismica, voglio dire, cioè, stiamo proprio veramente, Napoli è così, no? I cambi flegrei, tutti si vuole le cazzo, quindi le scosse si verificano sempre, magari noi non le sentiamo, magari con colpire di qualcuno, non lo so, che ha fatto un po' di scosse. Vabbè, PH Francesco Rodillo, Fabrizio, masti tutti i must, tu te cagnasse manco per un chilo di ciocconut. Allora, intanto io ti abbraccio e ti voglio bene, ma tu non ti nascondere perché è uscita la Choconut Nut, voglio non so come si chiama, da 1 chilo, è vero questa cosa qua. L'unica cosa, cioè a parte chi cazzo sa che mai una Choconut in 1 chilo, che veramente cioè, sa che solo uno che a parte so sfumare proprio è buon morire, non lo so, sono un guai, non so, però ma avessi potuto accattare pure io, per la verità. Però non c'ha solo il lato, c'è solo la cioccolata marrone, non c'ha il lato bianco. E allora voglio, a Choconut, se uno che se volesse salvare, si salva per quel lato bianco, almeno da parte mia, perché a me piace assai. Quel lato bianco, cioè, ne sono abbastanza ghiotto, perché è fatto bene. Allora fai in dolcezza, è vero, non so che tu avere ci vai in dolcezza, però in quel momento, quando hai oppure un coppa fetta biscottata e cose, che un coppa fetta biscottata ve lo sconsiglio perché a scimmera la cioccolata, no? È un po' troppo tosta come cioccolata. Allora tu, a meno che non me la compri in estate, che fa che avresti squagli, però in inverno è sconsigliabile spalmarla sulle fette biscottate, perché essendo mo lo stucco, no? Che è proprio tosto, automaticamente coppa fetta biscottata, no? E come fai così? Si fa la prima costolata, no? Si spacca il biscotto, si sa poco fa, è inutile, è matematico, cioè è inutile che no, e fai piano piano, no? Questa faccio ho provato, a come fare così si spacca il biscotto, quindi a meno che non che ponte può stare prima mattina e tutti, allora ti conviene te la mangi con cucciaro, frate, ambresse, io cucciaro te la mangi, che non è che te può metterla là a scassare effetti biscottata, forse una cuccia e mezza, quindi questo, oppure la sciogli, poi fai ti mettere per squagliare la cioccolata, che non ve ne riga proprio, è meglio che vedi che siamo faccio zubai, come si chiamano, i microonde per l'aria, e prendo l'acqua a camera, cioè, tutti i metodi miei, che non vi so qui a dire. Salvo Sibillo sarà stato male Panzi Carlino a creare le scosse dopo che si è mangiato la cioccolata, ma io mi mangio sempre a Carlino, che tra l'altro ha scoperto una cosa di Carlino un po' troppo tardi, però oggi cioè, la dovevo pubblicare un po' prima, ma pubblicarla mo non avrebbe quasi più senso, però quando successe, non so se ve lo ricordate, io oggi pubblicate questa cosa qua un mesetto fa più o meno, non so, Benedetto Rodriguez ricette, un sacco di ricette tipo piuttosto che fare non so che cosa, ma va a Roberto Carlino, con la lingua a Roberto Carlino. Allora, su parte fece un po' ci mi scappò, tra virgolette, fecero dei titoli, sti cazzi, giornal Coppa Online, no? E che fecero una radio, chiamò a Roberto Carlino, no? E ci sì, Roberto Carlino, lo stesso fatto che Abele Rodriguez ha detto che ti piacerebbe in bocca con la lingua, e c'è stata questa intervista su YouTube, vabbè, la potete trovare, basta scrivere Roberto Carlino Belen, cose, con esce, e praticamente stava faceva la voce di Roberto Carlin che è emozionante, perché mo uno sente anche la pubblicità dice di queste cose, però invece sentirlo che dice altre cose, era lui perché la voce cioè, è proprio emozionante, per noi che lo amiamo e lui è un nostro idolo, sentire quella voce è abbastanza emozionante. Non so, di una volesse pubblicare, però non so, è passata un po' questa notizia. Vabbè. Comunque, Enzo P dice in Coppa Frasella resiste e si pensa che in Coppa Frasella la Choconat è una bella sfida, però a Roppo dice c'è la Frasella che ha Choconat, però sì, questa è una buona idea. Gianni Omega, ma da cosa è fatta la parte bianca della Choconut? Ma io non lo so, a parte, non lo so, pronto presa, qualcuno mai che è fatta di queste sostanze di fravocatura, questo no. Marco Naso, un coppa Coca-Cola, sta scritto mangiamo in compagnia, a Coca-Cola mo si mangia, ovvero Coca-Cola caro, tu sai questa, questo che cazzo sta cosa, che non sapevo che c'è scritto sta cosa. Just Test 90 con una domanda così, a Tina Partner, sì, c'ero la partner di YouTube, un attimo vado dietro perché veramente ci sono un sacco di comment, chi se l'ha già letto, chi è? Forza Azzurri allora è Frank
allora i Frank me ne passa un cazzo, tanti più vabbè, ma che fine ha fatto Frank? No, Frank allora, tra l'altro Frank, diciamo che sta macinando dei vita insieme comunque alla fine, perché mo l'ultimo che abbiamo fatto questo è il controllore, l'abbiamo fatto insieme, e mo stiamo preparando una video, là che già la città stiamo preparando, ma se ne andrà per le lunghe perché veramente facciamo sempre cose difficili, no? E quindi ci vuole tempo. Comunque Frank diciamo che tra virgolette è tornato, ci sta aiutando a fare i video, ecco, alla fine quindi Frank ci sta ancora. Fagioli a pranzo, ma che cazzo ne sa, visto, ma di fagioli, no, che siamo alla nevina prima. Comunque beh, ma di pasta e fagioli tra l'altro oggi, stamattina, però a Jess sincero io mi sta vita mi che andare però ma ci fatto manco un pirata vi dico proprio chiaro sta cosa sincero poi io dici faccio pure i pirata però mancano video da oggi, passa e faccio, ma cioè, stranamente avrebbe dovuto diciamo, farmi fare, invece non mi ha fatto un video, vabbè. Niente, che voglio fare? No, volevo vedere quando ne erano, perché mi ha discusso stasera, te perché sempre 45 spettatori, 45 spettatori ottimo. Allora, andiamo sulla, ecco qua, altri commenti carico. Lorenzo Calò, aspetta, Lorenzo, voglio leggere perché hai fatto un papiro. Allora, ecco qua. Come Mastrota presenta la pubblicità dei materassi Flex, ho visto in TV quella dei materassi Ondaflex. A posto di Mastrota c'è un uomo più anziano, sempre affiancato da una valletta. Potresti fare una hai fatto la pubblicità della Remail? Sì, ok, sì, va, voglio vedere, però essendo oh, mandamelo a Facebook questa pubblicità, ecco, mandamela se puoi e io ma che si mi ispira, perché no? Carlino con Belen, coppia fantastica. Marco Naso, un po' qualcosa, no, che si chiama la gelezza, cosa? Leptospira, dice, ma che fine ha fatto Frank? Ah, mo agita, forse è arrivata tardi la domanda, scusami. Andrea Catalano, hai mai preso l'M1 in estate? Con 40 gradi con i finestrini tutti chiusi, no. Allora, probabilmente hai già capito qual è l'M1, so che i pullman Bloom Farm, vanno tipo a Barcatura, o Laghi Padre, questi pullman, dici, ma così. No, qualcuno l'ha pigliato per fare brevi tratte, tipo Mergellina fuori grotta, per esempio, perché per chi a Piazzale Tecchio. Sì, comunque sono abbastanza caldi, sono veramente a livello di sauna. Però fortunatamente no, fino per arrivare fino alla bacina perché spero di non farlo mai. Sì, no, guarda, mi fa aiutare una cosa, no, la Polonese non era estate, lo pigliai in auto pigliai all'Idol, però subito facetto che pigliai tangenziale ecco, e non faceva caldo, quindi alla fine non fu un viaggio proprio così duro. Enzo P. Frank, mi saluti Carmen e il nipotino Giuseppe, sto facendo seguire anche dalla mia ragazza. Saluto Carmen e il nipotino Giuseppe e pure la voglio natura ovviamente. Allora, Vitto, scusa, ma senti la mia ragazza, mia mamma, mettiamo scuola perché dico, non potevo evitare di ricevere fascismi, perché poi io dico tante parolacce, quindi mi scuso. Vittorio Nociglio, ce l'ho a Pasqua non può mancarlo, infatti mo viene Pasqua, sono poco traumatizzato, so bene Pasqua così all'improvviso, vabbè. Capo quando cazzo viene Pasqua, non l'ho capito ancora bene. A Pasqua non può mancare l'uovo inutile l'MD. Io veramente sono spaziale, l'ho visti già che stanno vedendo che la cioccolata ti fa il forte in due bagni, sì è vero, questo è vero. Ma quasi tutto dell'MD Kong ti dà questa spinta sciordiva. Allora, Daniele mette, c'era a Pasqua non da catalog l'MD, sai che short, ecco qua, manca a farlo apposta. Daniele mette Erro o a Pasqua non da nada volta, ci hai mai giocato 25 volte, ma non mi ha giocato lui l'MD, ma non lo compro, non mi preoccupate. Andrea Cassese, guarda questa domanda, che ne pensi di quelli che dicono LOL? Ma c'è da a me un po' questi linguaggi del web mi ci possono un po' venire, ma si dà gesto, ma perché cioè, ma pare proprio cazzo, cioè nel senso che scrive oppure scrive una tua cazzo, no? Lo posso scrivere su LOL, frate, magari pare che lo sparagnà a scrivere, ma a chi ci faccio? Ci faccio pure scrivere, questo mi viene a me quando leggo questi LOL e a di cazzo che ne capisco proprio, guarda, tipo, capito, tipo, ho fatto WTF, praticamente WTF, che tipo vaffanculo, perché what the fuck in inglese è chi la giustamente vaffanculo. Questo ci fa da me, ma chi la così bella scrive vaffanculo, cioè, la scrive vaffanculo, no? What the fuck?
ma buchi, scusate, ma io quasi cosa ci vedo, perché poi mi fanno attaccare proprio in nero. Oppure parole, in male parole pure, la medicina inglese, stiamo proprio giusto, arrivato a un dominio della lingua inglese che non sa vedere. Infatti però io lo condanno, cioè, pare che dico solo, insomma, perché non se ne accorge, mi sento proprio scemo quando dico questo fatto che mi sento solo in questa lotta contro l'inglese. Allora, Robby De Biasi, Ciro Cagami, si saluta il mio amico Alessio Raso e dice che non ha né merda, ma qua veramente vi ho voluto bene, fra di voi vedo che ci stanno sempre questi saluti particolari. Edu e Frank Gaming Channel, dicevo, ti ricordi quando ci siamo conosciutissimo, posso ci conosciuti, avvicina, aspetta, frate, sono stato fenomeno, avvicina, stavo tutto emozionato, cioè comunque sono Edu Danjo, ah sì, allora sei tu, te ne ho già parlato del mio canale, ti ricordi Fabri, comunque tu Nastrota, Mastrota, no, ma scassato proprio cazzo, PS salutami, grande Edu, mo oggi capito finalmente che, che sei tu, ma l'avevo capito pure prima, solo che non ero sicuro. Grande Edu che abita fuori rotta e tiene pure video ciuffo tutto lo suo, me lo ricordo. Allora, sì, ti emoziona, mi ricordo che si viene a mare, cioè stavo tornando dal mare e tu si va fuori con tutta emozione, cioè, ma che ci facci vedere, ti emoziona, e sono a casa, più casa che pare chissà chi lo visto, no, sembra un McDonald's, mi ricordo. Allora, Forza Azzurri, chapeau, no, chapeau, voglio chapeau, ma veramente mangia aiuto il computer che stizzo perché lo sapete. A giorno veramente uno mi scrive, però non sapevo che lo fate i video chapeau, c'è comunque c'erano bellissime parole, chapeau, c'è frate, chapeau lo dice sempre a sordo, perché a me chapeau, ma proprio, tengo un nervo qua, che appena dice chapeau, su nervo fa, come fosse tipo un urente, quando fa male l'urente, dice, tengono un radar, che non dispone, vabbè. Comunque, chapeau, lol, what the fuck, giustamente, si sono sbizzarriti. Titti De Vizio, allora, ciao, ce lo saluto, ma bella e buona, grande Titti, e lei lo sappiamo perché sta cosa è bella e buona. Giuseppe Mastro Giacomo, ma fa un culo tra più soddisfazione, ma sì, voglio, ma allora, sai che le parolacce, no? Ovviamente mo ci sta chi ci piace, chi non ci piace, allora, a me piacciono, ma perché? Perché a me non sono piaciute le parole da quando ero piccolo, per carità, e poi mi piacevano anche di più perché non si poteva ricevere. Allora tu quando sei piccolo una cosa non la puoi fare, non la puoi dire, e allora ti piace di più, a fai più, no? E lo stesso è questa cosa che parole non si poteva. Allora imparavo loro prima cosa che andava rossa e potevo ricevere parole, quindi mo mi sto sfugando tutto il cannaggia fatto quando ero piccolo, ma l'ho fatto lo stesso perché l'ho detto. E poi cioè, sta proprio è anima, secondo me le parole sono proprio l'anima del discorso, a parte che rafforzano veramente il discorso che tu quando mettono una fan bocca è bello perché capite? E poi ti sfoga perché tu dici, cioè, per esempio, quando segno un Napoli, no? Per esempio, pure, sai, stiamo perdendo 1-0, no? Allora segno una fan bocca che dice, e ti liberi di una, proprio un'energia. Io parlo sono importanti, fra, ma che adesso fate la... Certo, io dicevo che ha figli, non ho figli, però se facessimo figli, dicevo, ma ok, se avessimo figli ci facessimo fare parole. Allora, non vi nego che mi avesse poco fastidio per il figlio, ma se avesse la partita, no, però ma già fa capire, ma io prima o poi si impara, allora, cioè, non dico che ci imparassi parole, comunque non... Cazzo ci aggiarisce, poi uno come me che sempre parole, sarebbe difficile crescere un figlio. Allora, senza farlo ricevere parole, ovviamente. Vabbè, comunque detto questo, Robby De Biasi dice Luigi De Biasi vuole essere fatto un panino con la Choconut, può morire praticamente, e dopo bere un bicchiere di casato cola. Vabbè, allora condoglianze come si chiama Luigi. Daniele Mette, c'ero trovato una nuova dieta praticamente di accattare Choconut che ti fa, sì è vero, che vai in un bagno e ti fa scendere i pesi, ma questo è vero. Infatti questa è una bella idea perché mi piace fare un po' di dieta, quindi magari mo c'ho azienda del Rene, Choconut, mi trovo il mio equilibrio, sì. E infatti giustamente dice, Just adesso ci ricordi la parodia con Malevanza, anni belli, e Bab, cioè anni belli, non è che però dico sì, Mario con 4 anni fa, con 4 anni fa questa parodia. Frank, sì, ma alla fine toccato, non ci capisco, Enzo P dice, Frank, sì, ma alla fine toccato è inutile l'MD. Andri poco poco che mi chiamate Frank e su 3 euro che sto spiegando su fatto, Frank, cioè, allora andiamo indietro. Andiamo indietro perché ho saltato veramente tanti commenti. Just Test 90, ti piace Made in Food?
Ma sì, che sia una domanda che mi fanno spesso, ho parlato per me perché mi è cominciato una volta, quindi perciò mi rifaccio. No? A me mi dici, tu aiuta a girare, allora, non è che mi fa tanto proprio morire, però per esempio l'ultima puntata me l'ha già vista, ma stiamo a casa di Piette Pool, e stiamo i Piette Pool è nato un bagno me, quindi ci siamo fatti pure risate. Secondo me, quando uno, almeno io, sono stato mezza, cioè sono mezzo compagno, mi fa ridere più perché me la... Sono solo i pesi, non, non è da ridere, non lo so perché. Ovviamente però poi ci sta Paolo Caiazzo, come si chiama là, i Gomorroidi, chi lo poi se me lo fanno ridere sempre, mi fanno sempre ridere, altri un po' meno, voglio dire, sono sincero, non passa non me ne vogliate, però me ne fatto un personale, poi, per carità, e mi fa, anzi, mi fa, oh, non so, ci pensiamo la sera, mi capita una cosa, 2 settimane fa, però, no? Ma si vede in sud, no? E le ragazze ridono, ogni tanto arriva, però non sempre. E le buonette nella cucina, mia mamma si vede pure queste in sud, mia mamma poi a chiagnere, sai, ci potevo pensare. E allora, mo, io che stavo un po' di là perché si faceva un caffè, se riesce, a un caffè, no? Ma voleva a ridere pure a me perché voleva a mia mamma ridere, quindi mi divertivo. Ci voglio dire che a volte le cose vanno anche un po' condivise, secondo me, per essere più belle, che so, diciamo, o come ci mandate proprio nella filosofia di questa roba. E che si può trarre dietro la Gillette? Ah sì, vabbè, PH Francesco giustamente dice a botte parla, fuori parla i cioccolati, sto in ducessa, sì, vabbè, ma tu PH Francesco Rovillo, non so se sono le prime live che fai, ma qua gli argomenti sono pressoché più o meno, si toccano sempre gli argomenti, cioè con UTMD, Casato Call, perché come siamo degli aficionados dell'MD. Um, Godzilla, Frank, io ti seguo dalla parodia I Malipanz, non chapeau e what the fuck, da Bucchinesoro. Allora, sì, lo so, Angelo Mazziello, lo so che mi segue da tanto tempo, fa pure piacere perché poi Angelo Mazziello è anche giovane, come, cioè, non so quando hai 15-16, quindi tu mi segui a quando hai 11 anni, è una cosa è bella, cioè, mi sentono un po' vecchi, però è bello sapere che uno sta facendo vecchio, no, non è bello, no, però è bello sapere che uno ti segue da un sacco di tempo. Allora, Andrea Catalano, scusatemi, Robby De Biasi, scusatemi, MD, sorratemi, addirittura sorratemi, è un nuovo termine, così, vabbè, a mannanza, I love MD, vabbè, Dudu Channel, buonasera, sono arrivato ora, mi saluti, c'è Roma, che dei pezzi, Dudu, ma ti lascio immaginare una puntata veramente spettacolare fino ad ora, purtroppo si tratta sul Zoom e ti sei perso, oramai sono stanco, quindi non ti posso dare più il 100% che avevo dato prima, però proprio prima che entravi, quindi devi avere la live, te la avere in differita. Vabbè, detto questo, Daniele Metteri dice Roma, parodia con male panza l'hai fatta troppo magnata cioccolutto, no, non l'ho fatta proprio, a parodia con male panza, no, mi fatta ricordare, nacque proprio perché vedremo cioè, che ci stanno ancora oggi questi, come si chiama, questi ape car, chiamiamolo sì, io so ape car, mi sai che bene ne panza rotta. A noi ci hanno sempre fatto ridere perché ovviamente quando tu ci stanno, non so da voi, però da me ce ne stanno 3 o 4, scusa, si cose bene le panzarotte, se per patane fritti con le cazze fritti, si sentono fiete, c'è un fiete di frittura da chilometri, proprio c'è una cosa proprio da chilometri, si sente su fiete di frittura. Allora, queste cose mi sempre fatte ridere perché immagino mi accetta di panzarotti da queste cose, perché c'è diffidenza, c'è sempre stata una sorta di diffidenza che a me non forse mia mamma, ma non mi ricordo, ma pensi sì, cioè, ha sempre detto a questi panzarotti da stu usare sta pegare, che secondo me e free lui la pegare, manco lui può free, no? Cioè, allo stesso fatto poi crescendo mi è sempre venuto a ridere perché ad esempio pensate che comunque si mangiava i panzarotti veramente poi io a finire ospedale perché magari erano diciamo, poco così, no? Erano proprio infetti, no? E poi nascendo così, crescendo con questo pregiudizio, che magari sono buone, non lo so. Allora poi nasce fatti con male panza, ci faceva io il fatto che si mangiava questi panzarotti e ci veniva tutta sta avventura che hai vinto, cioè sta potetta, sta stronzata, meglio che ritavano di comunque, tra l'altro che ve la spiego io così, dopo comunque penso che la conoscete con male panza, nel caso non la conoscete sta sul canale, vabbè. Vittorio Nociglio, ci ho mai visto l'ultima invenzione dell'MD, le barrette pazzotte tipo Kinder, no, questo non la sapevo, di verità, questo non la sapevo, vedrò, mi informerò. Andrea Catalano, quando andavi a scuola, qual è stata la giustifica più assurda che avete dato alla prof? Ma voglio mai da credere, ma guarda 1000 anni che andavo a scuola, però no, giustifica, guarda, ma veramente in difficoltà, no, la più una ci deva aiutare, cioè mi inventavo perché mi inventavo, però
ma io fondamentalmente non ho mai avuto quasi problemi di giustifica a scuola, perché a parte il fatto che quasi metà no, vabbè, no, però se dice, quasi metà della mia vita scolastica i giustifichi mi facevi, perché poi dopo i 18 anni i giustifichi li puoi fare solo tu. Io sono chiuso a scuola fino a 22 anni, quindi ho fatto 4 anni di scialamento, che ai giustifichi ci chiamavo, faccio, facevi solo, là mi stavo proprio bucchinare, proprio, era proprio Tug Life, proprio in pieno, perché sai, a giustificare solo a buchinare. Però non ho mai avuto questi problemi, perché quando volevi a scuola, non ci iva a scuola, non avevo non è che facevi tanti filoni, passavo qua, o potevi assorbe come facevi giusti, cioè, quindi non avevo questi problemi di giustificare chissà cosa, facevi film a solo, quindi non avevo avuto queste cose a scuola, non la sanno un cazzo, ecco. Adesso Godzilla sta variando, mazzi lo a lui di un carattino l'ho lasciato what the fuck, e poi scrivo tutto e tre sì, Luciano i panzotti fatti con le zone, non lo so, però c'è sempre stata questa leggenda, non so, magari anche voi, le vostre madri, vanno fatte sempre temere questi carrucci che vengono sti fritture, perché comunque fanno un po' ridere, parliamoci. A parte qualche errore grammaticale che sempre ci sta vicino a questi cose, tipo Panzarotti, cioè ci sono queste errori, però comunque sì, sono un po' così, sono un po' variopinti, come da dire, eccentrici, sono un po' strani questi cose. Saccaruda, ecco, non volevo trovare altre parole. Daniele mette, prof, oggi non ho studiato perché ieri ho mangiato la choconut e sono stato internato in processo. Questa è una grande giustifica, voglio che stiamo inventando cioè Daniele mette ha inventato in questo momento, quindi ve la regaliamo così. Io penso che la professoressa veramente vi fa bocche, perché poi, se caso mai non la conosce la choconut, ce la facete assaggiare e quella subito capirà che è vero, veramente state dicendo. Marianna Maro mi state facendo venire fame, ma però io preferisco la Nutella originale, ma che è ovvio, è ovvio perché non c'è paragone, voglio tra. Però a dicere a Choconut, se una cosa buona la Marige sta facendo Choconut e che costa la metà della Nutella, perché la Nutella costerà 3 qualcosa, no? Invece la Choconut costa 1,59 euro, e questo non ci piove. Chissà se bevo Aldo Califano sto cagando Panzarotto, vabbè, chissà, prof, chissà, Vittorio Nociglio, c'era un postulato come chiamato Ciccio Capuccione, ma spero che è stato paziente, perché hanno salutato un Capuccione, un Merdone, un Visciatore, non mi ricordo come si chiama uno prima all'inizio, ecco veramente stasera stiamo proprio arrotando. Allora, già se testo 90, Rocco Siffredi sta facendo un facciamo discorso, ma Rocco Siffredi fa sempre ci facciamo il discorso. Mauro Revole sta a Ren, Lino Gino, grande Lino Gino, ciao a tutti, scusate il ritardo, Lino veramente ci dispiace che sia arrivato quasi al 90° minuto, però sempre meglio tardi che mai. Andrea Cassese, mia mamma la spesa, fa sempre la spesa all'MD, poi comincia a cambiare al supermercato, ma assolutamente non dice, mamma fa la spesa all'MD e io diciamo, sindaco onorario dell'MD mi metto a fare cagnare supermercato a mamma, ma non ci siamo, ma se tua mamma non facesse la spesa all'MD, allora io la convincerei a farla all'MD. Infatti se potrebbe essere un nuovo lavoro, il convincitore di mamme per fare spesa all'MD, questo sarebbe un buon lavoro, facciamo un lavoro, già vam da due cose stasera, la giustifica perciò con UT, che è una cosa che a scuola potete usufruire, invece per chi già ha finito la scuola e non sa come immettersi nel mondo del lavoro, ci sta questo nuovo lavoro di fare il convincitore di MD. Per questo organizziamo dei corsi qui a Pianura. Gianni Omega, Fabri, ma sei l'unico figlio maschio? Sì, poi hai altri fratelli. No, io tengo 3 sorelle, quindi io sono il più piccolo di queste 3 sorelle, quindi vi ho detto tutto. Forza Azzurri, ce l'ho, ora con lezioni network marketing, lezioni network marketing, ti ricorda qualcosa? Sì, che la grande casa Caruta che mi chiama in estate, praticamente una certa, la mia chiesa è chiaro, perché sai che io nutrivo quando mi chiamo questa persona no, del nord, sento che uno a Napoli abbiamo pregiudizio, ma andiamo a di Napoli, no? Sento che noi siamo veramente un popolo particolare, che veramente ci conosciamo, siamo carta conosciuti l'uno con l'altro, no? Quasi tutti diciamo, più o meno, no, quasi tutti non ne ho, però siamo un po' tutti siamo casa caruto, un po' tutti siamo piatto la canna, no? Allora quando mi chiama Istro Nord, no? E sento che c'è Istro Nord, non lo so, una persona no, ma cava a me, no? Poteva essere, ma più se quando poi era una casa caruta.
allora mi credevo chissà cazzo pure visto, no? Mi aveva fatto nutrire in me una speranza di fare, di andare a fare qualche video al nord, che ci pavavano, sai, cose. Quando chi se mi c'è su un network marketing, ecco, wow, ma se c'è net proprio, wow, scusate, c'è un po' frate, ma what the fuck, mo su, what the fuck. Vabbè, Marzio, ma se li stanno inventando mostri nomi per salutare gli amici, ma può essere uno, ma sicuramente stanno parlando in gol, vabbè, cioè ci mangiate un cappuccione, un nerdone, sono sempre motivi per ridere. Andrea Cazzi, se mi vuoi dire una frase in inglese, ma che te posso dire, frate? Quale che la frase si dice sempre in inglese? The pen is on the table, allora, questo, più o meno. Voglio dire, una casa caruta in inglese è proprio veramente. Guarda, era la materia che scifavo proprio di più, l'inglese. Ma vi spiego perché, guarda, perché mi faccio ricordare perché praticamente io alle medie avevo fatto francese. Allora, alle medie ancora io mi potevo ancora salvare, nel senso scolastico, perché a scuola ancora, cioè elementari io buona a scuola, andavo bene, ma c'avevo cazzo, pure l'elementare di buona a scuola, no. Ma ci sono anche dei casi che all'elementare già su casa caruto, e invece io no, all'elementare andavo bene, era una classe compatta, studiavamo, io ero vicino, un capo per un cazzo, quando studiavo. E poi in media mi scitare poco capetto che ci media tanto comunque non si faceva un cazzo, e quindi non cominciamo a un cazzo, e non studiare più, io faccio un valore che mi fa strano. E che pure dice alle medie però a cominciare a fare il francese. Allora il francese più o meno, la prima, la seconda media ancora studiavo, e un bacio mi piaceva, oramai avevo le basi, no? Verb, associata, parolina, ce l'avevo. Quando poi belle buone sono più dei superiori, belle buone mi hanno cominciato a mettersi inglese, e città loro che mi ha fatto. E chi già con il francese ha mettato su anche 3 anni, ciao, ma pure l'inglese, ah, bello, ne cose, non lo seguì, però me ne pentii perché già la da voto, capo quando è a fatica, ci mi messo, ma da che l'inglese per me è stato uno scherzo del destino, perché da vita mia visita, ma cazzo me ne fotto a messo inglese, tanti che già rimane a nuovo, ma tenga, invece poi la vita mi ha fatto viaggiare, all'improvviso ho viaggiato in posti a Roma sapevo l'inglese. E a fatica di andare a posto, poi non sapevo manco un cazzo, però poi me lo sono imparato un po', perché proprio mi ha già rascato malamente, perché poi mo c'ho passare dei film su non so come aiuta a imparare un po' l'inglese. Oh, vabbè. Detto questo, schifo poco, però sempre l'inglese. Ma lo schifo perché? Perché l'inglese veramente mi sa di che piano piano si sta insinuando nella nostra lingua, nella nostra vita, perché tu mo praticamente, no, voglio mo parlassi, no, su network marketing per citarne una, no? È una parola che tu vai a tradurre, no? Network, poi ci sarà pure, ma perché questa non so come cazzo è traducere, però uno mo oggigiorno, no, non diciamo network marketing, ma diciamo marketing, no? Pure da noi si dice così, si dice marketing. Allora diciamo, che fai? Faccio marketing. Ma che cioè, che, mo sappiamo che significa, no? Più o meno, poi sta proprio a casa che non so, però cioè, oramai sono parole che non possiamo tradurre più. Allora piano piano è uno, è due, è tre, è marketing, è what the fuck, è what è chi è morto, e noi stiamo fra 100 anni stiamo a parlare inglese, belle buone ci si accorge. Cioè, piano piano belle buone si fanno parlare inglese. Allora sta cosa non ci posso trovare, che dici, ma che ci faccio? Ma la lingua nostra è così bella, così colorata, così, anche la ma perdere piano piano mesi sti quattro, mo c'ho, vabbè. Detta questa parentesi linguistica, andiamo avanti. Forza sul culo peloso, se sta dagli anni pil, perciò non è venuto. Sì, questo potrebbe essere una possibilità. E Roberto Carlin sta Anna Biund che fa pubblicità questa, ma veramente ce lo auguriamo perché su 30 anni sarà morto pure in questo momento sta vendendo soldi in realtà, sì, molto soldi. Sempre se ci funziona ancora Roberto Carlin, questo non lo so. Catalano, ti piacerebbe fare il protagonista nei videoclip dei cantanti melodici? No, ma fanno ridere. Cioè, io quando posso acchiappo i video dei cantanti melodici, voglio, per me, io ho anni e anni, ma l'ho già guardato, c'è il voto che sa, ci mangiava in un film, mangiava un po' meno. Però prima cioè, io passavo le ore a vedere i video dei cantanti neomelodici, perché non ci potevo credere che esistevano questi personaggi, questi capelli allaccati in capo, che facevano questi drammi, perché poi i video sono sempre abbastanza drammatici, o frate Piccirillo che ci dice, o frate Rosso che è morta la mamma, cioè cose assurde, o frate Caposcio dice che andanno, con frate 5 anni, poi se mo c'ho cazzo, però boh, frate gli spiega la vita, cosa assurda, infatti che appena video una là di un tremendo, che, ma da come si chiama Bisputiel,
e cioccolata, così. Comunque Biscottiello c'erano due personaggi, Biscottiello era chi si chiamavano Biscottiello, proprio, il nome, e nata chiamavano cioccolata, perché era nera nera, poi io che in due video non era nera nera, era tipo, mo c'ho, Roberto Callinzava, proprio, alle abbronzature, c'è una pure io, a stagione faccio di testa, vabbè, comunque la chiamavano cioccolata. E quindi Biscottiello e cioccolata facevano amore, questa era la trama. A parte ma ci può aprire questa cosa, perché proprio chi li vidi fatti proprio da salumerice, proprio così, sai, proprio l'inquadratura senza capenna e cuore, sai, però oggi c'è da mo che la canzone in particolare, proprio ci faccio meno orecchiabile la tua, ci riso che mentre mi guardavo e vedevo il ridicolo, no, di questa storia, però ma cazzo, sì, devo che mi hanno fatto una canzone molto orecchiabile, poi non tutte sono così, ovviamente. Vabbè, comunque Francesco Troiano ce lo fu bravo, fu la comune di pianura con questi ragazzi a posteggiare, ma no, assolutamente no, cioè, se ora la comune di pianura, ma non stavo posteggiando, anzi, all'anime di Bieti ha già aspettato un'ora, perché stavo dicendo che ha lavorato oggi per noi e l'ha fatto un magni perché ha fatto la comune che non passa, e un pullman che era partito, poi ci ha fatto un magni in ora, con la comune, vabbè. Comunque, Andrea Attanasio, c'è Roma, ma non mi fai più i video, non più pubblicità? No, sicuramente li farò, anzi, ma sto guardando la pubblicità, perché voglio, io quando facevo i video non più pubblicità, però io ero costretto, tra virgolette, a guardare pubblicità. Allora, a un certo punto, tutto, ma posso mai guardare sempre pubblicità? Cioè, per fare i video e cose, certo, no, ha già cambiato tipologia di video, perché se no sono obbligato a guardare pubblicità, che diventava una cosa oramai che io, sai, tenevo questa tendenza a vedere pubblicità perché a cercarne qualcuna per avere però ma giusto, invece mo, dopo un po' di tempo che non le faccio, mo sto riguardando di nuovo le pubblicità e poi mi sono segnato qualcuna che magari farò, quindi no, non è una cosa che mi faccio, le farò sicuramente. Di Duduchan, cioè, ti arrivano 30.000 messaggi al secondo, no, ma arrivano un sacco di messaggi proprio a Facebook, ma io non lo guardo proprio Facebook, che già faccio fatica a leggere i messaggi un po' come si chiama, a YouTube, figurate un po' a Facebook, non ci niente, ma io non riesco a leggere. YouTube Game tras una puntata in un bar e Steve scritto paghi il primo, il secondo è gratis, c'è entrato molto secondo. Questa è una grande band, bella, mi piace. Andrea Catalano, non so se da, ma sta scrivendo proprio a livello di casa da Caruso, vabbè. Andrea Catalano, non so se da te passava, ma ti ricordi del camioncino Papillon, sì, me lo ricordo, che veniva gelati e surgelati con la sua canzoncina, non passava qua a pianura, però passava a casa mia nonna, non mi posso mai scordare questo camioncino Papillon, sì, mi fa ricordare proprio della mia infanzia, ma passa ancora su, ma è morto, non lo so, vabbè, comunque. Um, vado dietro perché ho già saltato dei commenti. PH, Francesco Rovelo, proprio un ultimo commento, poi vi lascio. Mi sa che da stasera in poi rinuncerò al calcetto del lunedì perché un CS scardato è meglio di un gol sbagliato. Stiamo prendendo un abbraccio. Voglio bene, Francesco, ti ringrazio. Se ovviamente a partire dal lunedì è una cosa importante, anzi, ti invidio perché non riesco a fare più partite, ma vabbè, comunque lo voglio bene e ti saluto. Perché i soldi in realtà rinnoviamo i commenti. Lorenzo Calo, ti ho mandato il link della pubblicità della Honda Flex. Ah, benissimo, ti ringrazio Lorenzo, ti ringrazio, me la vedo così se esce una bella storia, la facciamo questa pubblicità. The Scorpion Final, grande Scorpion Final, ma io veramente sono anni che non so, ma sono mesi che non ci vedo in live, quindi mi fa un piacere di pazzi, diciamo, vedere, diciamo, leggere. Diciamo, sorrendo che sta su struzzi a Giovanni che con questo sciabu, what the fuck, mi fa ridere. Forza Azzurri, mo c'è uno di banna a LOL, no, non so che stai Forza Azzurri dice, c'è una roba live che fai, ta fai una... Ciao, la fai una chiave, ma che non so dice questa cosa, vabbè, comunque Salvatore Cirillo, no, che sta la Giulietta, no, Salvatore Cirillo, Verrò, fai quando sbagliate a scrivere, cioè capita poche volte, fatto, posso c'ero scritto Verrò, e mi sono fatto fare Verrò, che mi fa immaginare Pierrot, mi fa immaginare che lui con Necca, Pierrot, cose bianche, la maschera di carne. Secondo te i materassi Limeflex sono materassi caruti sicuramente, questo te lo posso dire. Dudu Channel l'italiano si è limitato solo all'Italia, all'inglese invece continua ad espandersi, per questo ci sta sostituendo. E non è che l'Italia si è limitata solo all'Italia, effettivamente. Ma l'inglese purtroppo sono dominatori da sempre nella storia, sono sempre stati dominatori, sempre dominare, quindi mo lo stanno facendo con la lingua, perché tutti lo stanno facendo. Vabbè, Mauro Lepore, the pen is on the table, the pen is caruto, sì, questo questa è una bella frase, cioè la penna è qui sul tavolo e poi fai care la penna e la penna è caruta.
Just Dance 90, guarda, stai facendo giusto come un panzarotto, fit in due carrette o come si chiama, sì, è perché poi parlando magari non so facendo russo, e quindi sta bene, in questa stanza fa un po' caldo e mi sto scaffando. Mauro Epole, ma serio facciamo sta partita di pallone, io veramente sono capace di fare una partita di pallone vergognosa. Oggi non so paziente, oggi mi fanno male i cosci, in una maniera, guarda, che ci aiutaci a cucina, ma aiutaci a ma pure a te ti fanno male qua, ci vicino a mio cugino, no? Perché qua, frate, a me a 32 anni, uno in di cosci, che non lo so, voglio essere per dentro capo, la coscia, per dentro la coscia, no? O mangia urgentemente, devo fare un po' di movimento, e poi cammina, sa, però devo fare un po' di più perché veramente io stiamo a finire la mancia lui, ma una butecco ci fa finire là, che tiene cosci bionico, un cazzo si chiama, che canna arrestato, là, che corre, come cazzo si chiama, là, lo sudafricano, vabbè. Comunque, Francesco Scogna, grande, bello, su me dicevo grande Francesco, forza tu, grandissima diretta live, come sempre Mario Schiattari di Rosario, grandissimo Cerone, grandissimo YouTube, grandissimo what the fuck, allora ne vedi adesso questo cazzo vuoto faccio ma da che tengo porca ma mi dovete dire sì, una delle cose che schifo più è su what the fuck voglio, ma fa proprio un cazzo proprio non lo voglio bene non lo decido perché non lo decido fra di voi dico porca pazzia però è brutto cioè what the fuck frate un culo cioè è tutta una musica è proprio una ma un culo cioè suona mi faccio fare il venditore di parolacce che veramente bello a fare il venditore di parolacce. Vabbè. Andrea Catalano, le hostess degli aerei quando spiegano le uscite di sicurezza della mascherina per respirare sembra che ballano la Macarena, questa è una cosa abbastanza vera più o meno. A me ne cago proprio quando spiegano questo fatto, proprio penso sempre che stiamo Carla tutti i bulesi su anni, ciao, te, meglio che guardava chi si però spero che non succederà mai, mi faccia tratta di palla. Enzo P, c'era appena uscita la tizia di una sull'isola, oggi ci sta uno sull'isola, ma te non è tizia, esagera, non so come si chiama quella cosa, si mette sempre il costume nero, una cosa assurda, non so come si chiama, vabbè comunque Alfonso Pellella c'è ultimamente su Ghen Stitica, Caco Tosto, che tu sappia, c'è con lo stesso effetto dell'Imodium, no? Tribot tant, cioè l'Imodium pensa chi lo lascia con no? Si per esempio ci fa l'Imodium, si mette a ridere, cioè così ti reagisce così, si fa, si fa una cosa, che mo c'ho, cazzo parlano di bombe atomiche, cioè la Ciocomute è stata fatta con degli ingredienti che furono fatti per la bomba atomica, quella di Hiroshima, che ci raso al suolo, questa è appunto il Giappone, ma riguarda Hiroshima, vabbè, no, Pennis rotolabile a Godzilla la maestra proprio c'è Angelo Mazzini Sciapo che sta parlando su questo Vittorio Nociglio quando hai fatto parodia io dicevo però io, quando hai fatto parodia io dicevo però tutto cosa dicevo what the fuck sicuramente no Gianni Omega fa prima poi hai capito chi ti chiamò in diretta qualche live fa e ci dicesti un sacco di parole no, sì, si è scritto un nome, mi ricordo, un guaglione pure io, ma che giustamente non cazzai, ma non... Sì, no, se uscì il nome di questo ragazzo che mi chiama su qui, non mi ricordo il nome, era. YouTube Game, c'ero si ci è fatta casa, a Capuran sta sempre più parente, ma che fa? A Capuran, non ci capite, sta Capuran, non guarda, sempre chi lo parente che dici chi fa l'amore a Capodan, ah, a Capuran, frate, magari a Capodan, ma a Capuran proprio cioè le traduco proprio a cazzo di questa cosa. Vabbè, comunque dice, cioè, si fate casa a Capodanno, sta sempre il parente che dice chi fa l'amore a Capodanno fa l'amore tutto l'anno. A me sono otto pesciolini zitta, quando crocche e dice vai giù è sempre una patana per queste cose proprio che veramente fanno calare il livello di questa diretta. Andrea Catalano, ricordaci una delle tue scorregge più potenti, vai giù, una delle scorregge più potenti. Ma a me mi capitava una cosa un po' più scorreggere, vi dico questa perché su fatto a me mi fa ridere, ma solo a me mi fa ridere, ve lo premetto, non è una storia che fa ridere, ma a me mi faceva piangere sta cosa, però nel momento, mo che la dicono, però, e boh, capitava che, non so se vi capita pure questa storia, stivi in classe mia a scuola, e boh, capita che tu fai, ci fu starnuto, no? E a voto, quando fai un starnuto forte, non so se vi capita pure a voi, a me sì, fai uno starnuto talmente forte che fai e te esce pure un pito, e te esce pure un pito. Questa è una cosa che a me capita fortunatamente, talmente che era forte lo starnuto, che non si sentiva. E allora poi però io mi guardavo attorno perché si sono accorto del pito, però non si accorgeva mai del pito perché lo starnuto era forte.
però a roba su fatto che ieri fatto ridere, ma faceva talmente ridere a me sta cosa lì da classe, che io stava così a chiagnire, perché poi in classe più non puoi ridere, mi ricordo, più non potevo ridere, più dovevo ridere. E io, ma da che ma, Napoli era in tuo bagno, chiagnire, perché è una cosa che sapevo solo, no? Era fatto un video, dice, ma no, ma meno male che sto stannuto la coperta, un rumore, lo video, perché se no, ma sai che figure di merda che facevi in da sì, sì, sarebbe rimasta la storia. Fortunatamente, vabbè, ho fatto, non so se vi capita, però a me mi è capitato. Fra poco chiudiamo, leggo l'ultimo commento. Edu e Frank, Gaming Channel, ce lo ricordi la figura di merda con Kiru Signore della concessionaria, la concessionaria, della SCA a Forlù, la pure registrato qui, sì. La figura di merda, caso non la sapete, cioè la figura di merda poi, sì, vabbè, la mezza figura di merda, fu però chi lo mo dice giustamente si sta riferendo al video della Peugeot quando mi imparavo a portare la macchina e sì, vabbè, gli facevo dice ma chi è sta casa caruta che sia su signore che mi rubevo cazzo a me, poi era cazzo veramente e dice ma fa, ma chi t'ha mandato e poi chi dice guarda chi sei il proprietario della Sky dice ma non fui in merda ci ha fatto il proprietario della Peugeot ci ha fatto full spot però poi non era vero perché era il papà comunque di una che lavorava nella Peugeot, ma non era, ne era riuscito alla fine. È una casa caruta, mo c'ho. Vabbè. Detto questo, voglio... Anni, scusate, era solo il Giappone, infatti come sappiamo il Giappone non esiste più, non mi fare, non ho detto questo, che era solo al Giappone si sfugge, ma io so che era solo al solo la città di Hiroshima che si trova in Giappone, sai che non era stata al solo il Giappone, non so a così stronzo, veramente l'unica cosa che è un po', cioè le poche cose che so sono un po' di storia e un po' di geografia. E qui se mi conosci lo sai perché a volte lo dico. E detto questo, io vi devo salutare perché si è fatta una certa ora e oggi fanno un paio di telefoni importanti. E niente, che se quando voglio bene, ma che c'è tutto il telefono. No, ci fa che siamo in scuola, la CIT l'ho detto che veramente siamo in scuola di facciamo più e mezzo, ma detto questo, io vi saluto oggi bene, grande live, mi sono divertito come al solito perché io mi diverto quando faccio il live a presa pure tutti i commenti che mi scrivete, saluto a Capocciù, saluto a Merdone, stasera ci sono questi personaggi così. Lo voglio bene, vi saluto, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle 21:30 qui su YouTube. E niente, saluto come al solito tutti quelli che sono guardano la live, perché non mi piace dirlo oramai. Tutti quelli che si vedono la live dopo, che veramente siete bello, voglio bene, tutti passate guardare una roba live, non l'importante è che ve la guardate. Niente, voglio cerco il tasto per chiudere e nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di serata. Adesso mi date le sue, un bacione, è stato buono, ciao ciao.